2 persone sono state arrestate a Catania dagli agenti della Polizia di Stato di Lamezia Terme perché ritenute responsabili, in concorso con una terza persona ricercata, di un furto di gioielli per un valore di circa 100.000 euro. Il furto è stato compiuto l'8 giugno scorso a Lamezia ai danni di un imprenditore del settore orafo. L'ex primo ministro, ora presidente del Comitato dei Garanti per le celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, Giuliano Amato, ha fatto tappa all'Unical di Cosenza, dove ha concluso un convegno dedicato al tema. Dopo l'introduzione del rettore Giovanni Latorre e l'assessore regionale Mario Caligiuri, Amato ha parlato delle figure di Carlo Pisacane, dei fratelli Bandiera, Goffredo Mameli e Mazzini. Il sud della Calabria possono e devono diventare motore di sviluppo, è quanto ha detto Santo Versace, presidente del Comitato d'Onore della Fondazione Field, a Catanzaro per presentare gli organismi dei comitati d'onore scientifico dell'ente in-house della regione che si occupa di formazione, innovazione ed emersione locale. Oltre un centinaio di cittadini di Cinquefrondi che si sono costituiti in comitato per la difesa dell'acqua hanno manifestato davanti all'acquedotto comunale dove la Sorical ha fatto presidiare l'impianto da Vigilantes e Carabinieri. Il comitato chiede l'immediata erogazione da parte di Sorical del quantitativo necessario di acqua alla vita delle persone. Il clima che si respira in paese è estremamente teso perché da giorni ormai i rubinetti sono a secco. Le scuole per questo sono rimaste chiuse per un'ordinanza del sindaco. È stato sottoscritto a Catanzaro il protocollo d'intesa tra l'amministrazione provinciale e il centro aiuto donna della Fondazione Città Solidale. L'obiettivo del centro antiviolenza è quello di aiutare le donne in difficoltà a riconquistare la propria libertà. Il centro ha prestato consulenza nell'ultimo anno ad oltre 300 donne vittime di violenza. A firmare il patto il presidente Vandaferro e Don Pietro Puglisi. È stato presentato a Catanzaro il libro C'è un'Italia migliore, scritto da Nichi Vendola e le fabbriche di Nichi. Sono intervenuti tra gli altri Ernesto Mazzei, coordinatore Circolo Sel Catanzaro, il sindaco di Lamezia e il candidato a sindaco di Catanzaro per il centro-sinistra Salvatore Scalzo. Per Vendola il libro vuole essere un contributo di idee, una traccia collaborativa e propositiva per intraprendere un dialogo collettivo sul futuro possibile per un'Italia migliore. Catanzaro, il paese dell'incontrario, come era, come la vorremmo, e questo è il titolo che la Fiamma Tricolore ha dato a una lunga marcia verso le elezioni comunali del prossimo maggio. Questo è anche lo slogan della componente che fa capo al segretario provinciale ed ex assessore provinciale Natale Giaimo. La Fiamma Tricolore sta allestendo una lista composta da un mix di uomini e donne all'insegna della destra sociale. L'Aula Magna dell'Istituto Santoni di Crotone è stata la location della manifestazione per illustrare le caratteristiche dello stage di alternanza scuola-lavoro che si è tenuto presso le strutture dell'azienda Gerardo Sacco. Lo stage, della durata di 120 ore, ha coinvolto 15 alunni delle classi quarte ed il percorso formativo seguito ha consentito agli allievi coinvolti di progettare e realizzare, sotto la guida del maestro orafo crotonese, dei significativi lavori che sono stati presentati durante l'evento.